Buonasera e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia ed eseguiti i titoli più importanti del pomeriggio. Incidente mortale sulla statale 120 nei pressi di Gangi, in provincia di Palermo. La vittima è un 84enne di nome Vincenzo Leonarda, originario di Geraci Siculo. Letale è lo scontro tra l'auto di cui era alla guida e quella proveniente dal senso di marcia opposto. Alla guida una donna di 60 anni portata in ospedale, ma il suo quadro clinico non sarebbe preoccupante. Investite da un pirata della strada a Milano, due sorelle siciliane di 70 e 75 anni, originarie dell'Agrigentino, ad avere la peggio la più anziana, alla quale l'impatto non ha lasciato scampo, ferita gravemente invece la sorella minore. A rispondere di quanto accaduto un 39enne accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso con l'aggravante di guida in stato di ebbrezza e sotto effetto di stupefacenti. Trovato morto in casa un 37enne a Canicattì, in provincia di Agrigento, disposta l'autopsia per comprendere la dinamica dell'accaduto. Non si esclude che il decesso possa essere riconducibile all'uso di droga. Picchia la compagna davanti al figlio minorenne, è successo a Gaggi, in provincia di Messina. La donna, riuscita a sfuggire al controllo del compagno, è stata rintracciata tra alcune auto in sosta, in stato di shock e con evidenti segni di percosse. In manette l'aggressore. Chiudiamo con le previsioni meteo per domani in Sicilia. Prosegue l'andata di bel tempo sulla regione, tra cieli sereni e temperature in linea con quelle degli ultimi giorni. E con questo è tutto, prossimo appuntamento domani alle 13:30. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.